Presso la sede della provincia di Prato si presenta la 30ª edizione della Prato Abetone, classica amatoriale organizzata all'interno della Lega Ciclismo WISP, un appuntamento importante per tutti gli appassionati di ciclismo della Toscana, dell'Italia e non solo, vista anche l'ampia partecipazione di ciclisti provenienti dal resto del mondo. Due percorsi in programma, quello classico, il percorso che ha visto nascere questa Prato Abetone di 72 km con partenza da Prato ed arrivo direttamente all'Abetone, poi il percorso che invece è stato introdotto qualche anno fa di 143 km che prevede, oltre all'ascesa dell'Abetone, anche l'ascesa verso San Pellegrino in Alpe. Due percorsi, oltre 1000 iscritti già a qualche giorno dalla partenza, e quindi non ci resta che andare ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato agli ospiti presenti quest'oggi. Giampaolo Mancini, presidente della Lega Ciclismo WISP di Prato, un appuntamento importante, quella della 30ª Prato Abetone, una manifestazione di primo livello per il ciclismo amatoriale. Sì, naturalmente questo è un po' il fiore all'occhiello della nostra Lega provinciale, ormai da 30 anni, una manifestazione che si svolge in maniera veramente tutti gli anni, le prime domeniche di luglio, quindi giungere a 30 edizioni non è poco. E quindi speriamo che tutto vada bene. Quest'anno ci saranno anche alcune novità che magari, se avrò modo di illustrarle, anche per quanto riguarda i tempi di sosta del traffico e compagnia, quindi speriamo che tutto vada bene. Ecco, qualche anno fa l'introduzione anche del percorso più lungo che permette davvero a questo punto di entrare davvero in un'ottica non solo di corsa che unisce Prato all'Abetone, ma anche in una vera e propria gran fondo. Sì, appunto, ormai è diventata una gran fonda a tutti gli effetti, con l'aggiunta del tratto che va dalla Calfagnana a fare la mitica, io la chiamo mitica salita del San Pellegrino in Alpe, che è una salita veramente dura e ha permesso appunto a questa manifestazione, che già era una manifestazione ad alto livello, di diventare una vera e autentica gran fondo a carattere nazionale. Ecco Giampaolo, hai parlato della chiusura del traffico, andiamo un po' a spiegare meglio anche il vostro impegno a favore della sicurezza dei tanti atleti che saranno al via. Sì, appunto quest'anno su nostra richiesta e anche su consiglio, tra virgolette, di cui vado a ringraziarli veramente, delle forze dell'ordine, della polizia stradale in particolare, siamo riusciti, io penso ormai al 99 su 100, ad avere una chiusura a strada di mezz'ora, non la classico quarto d'ora ma di mezz'ora, quindi con il personale ASA agli incroci che copriranno appunto gli incroci più pericolosi siamo riusciti ad avere questa mezz'ora, e mezz'ora non sembra, ma da un quarto d'ora a mezz'ora significa avere centinaia e centinaia di corridori che rientrano tra virgolette nella manifestazione, perché sappiamo benissimo che una volta che passa il fine gara chi è dietro non è che venga abbandonato a se stesso, anzi il personale sugli incroci c'è tutto, però devono sapere che a quel momento la manifestazione in quel momento termina, quindi chi è dietro il fine gara deve rispettare appieno il codice della strada, quindi se arrivano a un incrocio tra virgolette che le forze dell'ordine in quel momento bloccano i corridori per far passare le macchine, loro si devono fermare e quindi devono rispettare appieno il codice della strada. Io credo che con questo quarto d'ora in più eviteremo tanti problemi e permetteremo appunto a un numero maggiore di ciclisti di rientrare nella regolarità della manifestazione. Matteo Grazzini, assessore allo sport del Comune di Prato, la città che ospita la partenza della 30ª edizione della Prato Abetone, una classica ormai del ciclismo amatoriale, una manifestazione che dà lustro alla città di Prato. Sì, ormai è una garanzia questa manifestazione pensata da Silvano Melani, ma con l'appoggio ovviamente delle istituzioni, perché è diventata talmente importante e talmente grande che c'è bisogno di uno staff molto allargato. Per Prato è l'occasione ennesima di dimostrarsi vicina allo sport in generale, ma al ciclismo in particolare. Arriveranno migliaia di persone sulle due ruote per una gara che tra l'altro è anche impegnativa, una gara manifestazione, per chi l'affronta con lo spirito quasi del professionista sicuramente è impegnativa. Alberto Pagnini, segreteria responsabile per quanto riguarda le iscrizioni alla 30ª Prato Abetone, che si disputerà tra qualche giorno, una corsa che ormai è entrata nella storia del ciclismo pratese, che da qualche anno annovera due percorsi. Ecco, come stanno andando le iscrizioni fino a questo momento?
Le iscrizioni stanno andando bene, siamo già oltre i 1000 iscritti e ce ne aspettiamo ancora qualche centinaio da qui a sabato, perché la caratteristica di questa manifestazione è quella sì che a livello cittadino gli atleti aspettino proprio l'ultimo momento a effettuare l'iscrizione, e quindi anche nella giornata di sabato siamo convinti che molti atleti avranno possibilità e modo di iscriversi alla nostra manifestazione. Ecco, com'è cambiato, diciamo, la partecipazione dall'introduzione del percorso lungo, quello che, diciamo, ha fatto fare il salto di qualità a questa manifestazione, passando anche come gran fondo? Il salto è stato da un punto di vista di partecipanti e tecnico notevole, perché siamo riusciti a entrare nel circuito dei nobili, e questo, oltre alla presenza nel circuito degli assi, ha fatto sì che la nostra manifestazione si potesse allargare da un punto di vista di partecipazione a livello nazionale e internazionale, perché io ho visto ci sono iscrizioni di atleti inglesi, americani e a livello italiano di, non dico tutte le regioni, ma di moltissime: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, Umbria e tante altre, insomma. Quindi è una manifestazione che richiama atleti da tutta la nazione. Ecco, proprio parlando delle iscrizioni, delle poche ore che mancano alla chiusura delle iscrizioni, dove devono andare coloro che magari ci stanno seguendo e che volessero iscriversi alla 30ª Prato Abetone? Allora, fino a sabato i canali classici di iscrizione sono sempre gli stessi, cioè quindi effettuare l'iscrizione via internet, via mail, oppure mandarla via fax presso il negozio del campione, o altrimenti nella giornata e solamente nella giornata di sabato sarà possibile iscriversi dalla mattina fino alla sera alle 7 direttamente presso il punto iscrizioni nella sala della K in Viale della Repubblica a Prato. Ripeto, la giornata di domenica già dall'anno scorso non sarà possibile effettuare nessun tipo di iscrizione. Questo è un avvertimento importante che volevo fare e volevo sottolineare, visto che anche dall'anno scorso questa possibilità non c'è più. Siamo alla 30ª edizione della Prato Abetone. Silvano Melani, che ormai qualche anno fa portò alla ribalta questa manifestazione, e quest'anno, già ne parlavamo prima, oltre 1000 iscrizioni, insomma un grande successo, già a qualche ora dalla partenza, ecco. Sì, qualche anno fa, si tratta di 30 anni fa, con la stessa organizzazione. E grazie a Dio, insomma, voglio anticipare questo, abbiamo trovato per strada, insomma, ecco, come gruppi come la CA Montemurlo e l'Enzi Bike che sta entrando quest'anno. Sono nuovi, ancora freschi, ma penso che siano le carte vincenti per un futuro della Prato Abetone. Detto questo, si diceva che nella Prato Abetone non è tanto il numero che conta, che fa successo nella Prato Abetone, ma quanto, insomma, lo spettacolo per le strade delle famiglie di questi ciclisti. Non per niente quest'anno abbiamo avuto la grossa idea e l'innovazione, l'appoggio del Comune dell'Abetone, che ci farà un favoloso pasta party all'inizio allo chalet della Obovia, veramente l'ho visto anche domenica, è stupendo, e in più darà anche degli omaggi per andare in vetta all'Obovia del Gomito a tutti i ciclisti e accompagnatori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire fare sport e turismo. Questo volevo arrivare, insomma, e dopo tanti anni, insomma, ecco, ci siamo. Anche perché il ciclismo amatoriale deve passare per forza attraverso una promozione del territorio, e da qui anche l'introduzione qualche anno fa della salita verso San Pellegrino in Alpe, una salita unica in Toscana per caratteristiche e per spettacolo anche. Chi non l'ha mai vista, ma non solo la salita, lo spettacolo che abbiamo ai 1600 metri di San Pellegrino è incredibile. Io stesso ero a revisionare il percorso domenica scorsa e negli ultimi 2 anni ci sarò passato 15 volte, insomma fa parte ormai della mia zona. Sempre mi meraviglia di più la bellezza, insomma, di uno spettacolo di questo genere, veramente da chi non lo corre, insomma, chi non è, ma alle famiglie che andiano a visitare il paese di San Pellegrino, la zona del San Pellegrino è veramente eccezionale. In più ha portato un tono di rinnovo, insomma, nella Prato Abetone. Era tanti anni che si fermeggiava, insomma, con la Prato Abetone normale tra virgolette, perché 72 km da qui all'Abetone, molti fuori regione dice ma io vengo là per fare 72 km. È un paio d'anni che stanno venendo, si sono accorti che sono 72 km ma veramente dure, solamente anche la parte corta, raggiungere l'Abetone è un'impresa.
Eccoci, ricordavi la collaborazione con la CA Montemurlo, l'Enzi Bike, la WISP, la Lega Ciclismo WISP, insomma tanti collaboratori e tanti partner che vi sono a fianco. WISP non direi in parte, fa parte io della WISP, insomma, e tutti i miei collaboratori. Il guaio di questi elementi WISP è che a 30 anni siamo invecchiati insieme e si sta cercando in tutte le maniere di dargli un susseguo a questa manifestazione che ha 30 anni di storia e 30 anni di storia veramente stupenda, e in tutte le maniere si sta cercando di un rinnovo. La Prato Abetone non deve finire, insomma, con l'invecchiamento dei dirigenti WISP, tutto questo. Cerchiamo veramente delle spalle e vediamo che l'abbiamo trovata, vediamo il futuro. Ecco, appuntamento a tutti gli sportivi domenica mattina da Prato per poi salire sul passo dell'Abetone. Ok, tutti i ciclisti e le famiglie. Sta ritornando la Prato Abetone di un tempo. Massimo Taiti, presidente del CONI provinciale di Prato, per presentare una manifestazione importante, la 30ª Prato Abetone, una manifestazione rivolta al ciclismo amatoriale, rivolta alla promozione anche di un territorio e alla promozione dello sport. Sì, a Prato siamo bravi a coniugare tutte le varie facce dello sport, siamo bravi anche nell'organizzazione, penso che questo sia un esempio importante di come appunto una città come Prato riesca a mobilitarsi e trovare le energie e le risorse per organizzare, questa è la 30ª edizione, una manifestazione sportiva che porterà in città sicuramente centinaia e centinaia di appassionati. Questo è un ulteriore anello di una catena che vede Prato protagonista appunto anche nell'organizzazione di eventi sportivi, dalla maratonina di Prato al torneo che abbiamo avuto la settimana scorsa dell'Etruria di ginnastica. Sono tutte manifestazioni che portano in città tanti appassionati, che permettono anche appunto di promuovere il territorio e di far conoscere la nostra città sotto tanti aspetti che forse non sono conosciuti. Livio Santini, vicepresidente onorario della Lega Ciclismo WISP, siamo a presentare una manifestazione che per la WISP è centrale, un po' il fiore all'occhiello, la 30ª Prato Abetone. 2 percorsi, uno di 72 km, il classico, che da Prato porta subito all'Abetone, e poi quello più lungo con l'impegnativa ascesa verso San Pellegrino in Alpe, una manifestazione importante che ormai è la storia del ciclismo in terra pratese. Sì, certamente è una manifestazione, come ha detto te, il nostro fiore all'occhiello, perché prima di tutto è importantissimo a livello nazionale e anche internazionale, quindi poi per noi diciamo la manifestazione che poi ci rilassa, ha finito la manifestazione ci rilassiamo, perché cominciamo a pensare alla stagione prossima, perché siamo all'inizio delle vacanze, quindi con questa manifestazione ci leviamo tutta la soddisfazione dell'anno, quindi lavoriamo in toto tutti insieme, però alla fine della manifestazione c'è questo rilassamento e questo proposito per la prossima edizione della Prato Abetone e per le prossime edizioni di tante nostre manifestazioni che si svolgono nella nostra provincia. Alessio Pacini, vicepresidente del Comitato WISP di Prato, all'interno della WISP un ruolo importante lo riveste la Lega Ciclismo, che anche quest'anno, in collaborazione ovviamente con tutte le società sportive che sono all'interno di questa organizzazione, ripropone la 30ª edizione della Prato Abetone, una classica del ciclismo amatoriale, un bel percorso e tanti ciclisti. Sì, esatto, grazie al lavoro che svolge la Lega Ciclismo del Comitato, anche quest'anno partecipa come dall'inizio della manifestazione, dandosi un grande affare. Noi come Comitato siamo ben felici di partecipare alla manifestazione e siamo anche ben contenti che tutti gli anni riesca abbastanza bene, anzi forse benissimo. Antonio Napolitano, assessore al turismo e allo sport della provincia di Prato, per festeggiare il 30° anniversario della Prato Abetone, una corsa legata alla città di Prato, alla provincia di Prato e a tutto ciò che è promozione di sport e di turismo per quanto riguarda questa provincia. Sì, è una manifestazione a cui siamo particolarmente legati, poi solo per i 30 anni che oggi festeggia, quindi il forte radicamento al nostro territorio. Poi quando parliamo di bicicletta parliamo di uno sport che entra nelle case di tutti e noi oggi dobbiamo essere i protagonisti di questo sport, perché ripeto, noi avremo nel comune di Poggio a Caiano e di Carmignano
ospiteremo i mondiali di ciclismo del 2013, quindi noi ci dobbiamo far trovare pronti da ora a quella data, dobbiamo trovare tutta una serie di eventi che ci accompagnino a quell'appuntamento importantissimo e credo che la Prata Abetone sia un veicolo importante per questo ed è un po' la manifestazione che ci ha fatto da apripista per il nostro cartellone 0574, dove lì la provincia ha sfidato a buon motivo il connubio sport e turismo con dei risultati eccezionali.